Bene, continuiamo con la partita. In questa posizione il piano migliore, che è anche diretto, ecco diciamo non esitante, e dovreste collegarlo alla possibilità del nero di prendere il vostro alfiere in C4, valutando la posizione dopo il cambio. Avrete sicuramente notato che i pedoni doppiati sulla colonna C non sono poi così male. Il pedone in C4, sebbene doppiato, mi aiuterà a controllare finalmente la casa di 5 in modo molto efficace, che in seguito potrebbe diventare un avamposto per il mio cavallo. E d'altro canto il pedone in E4 ancora sostiene bene la casa F5 e quello in E3 impedisce un possibile controgioco con cavallo D4 o cavallo F4 eventualmente. Inoltre, l'alfiere Campochiaro è importante per la difesa del punto F7, che potrebbe essere debole, anzi è già preso di mira dalla mia torre in F1. Quindi, avendo considerato tutto ciò, alfiere per C4 non è qualcosa da temere, mentre prendere l'alfiere in E6 non farebbe alcun danno al nero, non ci sarebbe nessuna minaccia pericolosa. Qui il nero può riprendere di torre e non ha problemi, può anche riprendere di pedone cercando di coprire la casa F5 e poi supportare la spinta D5 dal momento che non ho la torre in E1. Certo il nero avrebbe una debolezza in G6, una cosa da considerare, ma io la considero perfettamente giocabile. Ok, ma torniamo al nostro piano qui. Avete giocato cavallo H4 per andare in F5 e allora cavallo F5 sia. Nessun problema. E qui il nero commette un piccolo errore prendendo l'alfiere in C4 e vedremo che questo aiuterà soltanto il bianco ad avere una bella posizione. Qui poi il nero gioca re H7. Voglio che cerchiate di capire il perché di questa mossa. C'è sicuramente un motivo. Attenzione, a scacchi può capitare che l'avversario faccia una mossa senza un buon motivo, ma questo accade spesso o raramente, maggiormente a bassi livelli di gioco. Crescendo di livello come giocatori, vedrete che ogni vostro avversario avrà una ragione per la mossa che fa. Dovrete concentrarvi sulla profilassi, sul capire le sue mosse e capire il suo piano. Qui il piano del nero è abbastanza chiaro, cercate di scoprirlo e decidete la risposta migliore del bianco. Vi suggerisco ancora 2 minuti. Bene, in questa posizione il piano del nero è giocare G6 e per questo motivo sta difendendo H6 con il re in H7. Questa in realtà è una tipica manovra nelle aperture E4 e 5, per esempio nella spagnola si vede spesso. Dopo la manovra cavallo D2, cavallo F1, cavallo G3, cavallo F5, il nero gioca re H7 e poi G6 per cacciare via il cavallo. Accade spesso, come accade spesso che giochi alfiere E7 e F8 per poi giocare G6 e mettere l'alfiere in fianchetto. Ed è utile perché di solito il bianco mantiene l'alfiere camposcuro in queste posizioni. Bene, il piano quindi è G6. Di nuovo, se non avete trovato la mossa migliore del bianco, ora che conoscete il piano, cercate di scoprirla. Cercate il modo per non permettere al nero di giocare G6. È molto interessante e comprende un motivo tattico. Molto bene. Il modo migliore per impedire al nero di giocare G6 è con donna F3. Cosa accade se ora il nero gioca G6? Perché è un errore enorme? Beh, come sempre, come vi dico in ogni posizione, cercate le prese, gli scacchi, le prese a raggi X e gli scacchi a raggi X. Bene, qui, la presa. Cavallo per H6. Dopo che il re ha ripreso, semplicemente donna per F6 e si vince. E questa è la linea del bianco. Non voglio permettere al nero G6. Il mio cavallo in F5 è lì per restarci, è stabile, non lo si può cacciare. Ok, ora voglio che riflettiate dalla parte del nero. Cercate di pensare in continuità con l'idea di insistere a voler cacciare il cavallo da F5. Turno del nero. Prendetevi almeno 2 o 3 minuti, perché non è un'idea semplice da trovare. Dunque, l'idea del nero qui. Il nero qui ha giocato cavallo B8 con l'idea di giocare poi cavallo D7 e finalmente G6 una volta che il cavallo F6 è difeso 2 volte. Ma il nero non aveva bisogno di giocare così. Avrebbe potuto giocare cavallo G8
Vedremo fra poco che cavallo B8 non era così buona per una ragione tattica, ma cavallo G8, sebbene una mossa triste, dava al nero ancora qualche chance. Qui il nero può giocare G6 e certamente dovrà difendere il pedone E7. Il bianco sta ancora meglio, non è che il nero abbia migliorato di molto con questa mossa, ma ha ancora qualche possibilità e in questo modo difende qualcosa di importante che vedremo. Ma qui il nero gioca cavallo B8. Turno del bianco. Vi ho già descritto l'idea del nero, ossia giocare cavallo BD7 e come sempre guardate prese, scacchi. Credetemi, lo ripeto sempre perché le mosse forzanti sono il motivo più frequente per cui vinciamo o perdiamo le partite. Quindi, se migliorate questo aspetto, inizierete a vincere di più e perdere di meno. Suona bene, no? Cercate di applicare questa regola nelle vostre partite. E la posizione che abbiamo davanti è un ottimo esempio e un'occasione per farlo. Muove il bianco. Molto bene. Il bianco qui ha un sacrificio molto interessante. A dire il vero è un sacrificio calcolato, non solo interessante. Quindi direi eccellente. Cavallo per H6. Come sempre, presa. Il problema è che il nero non può riprendere di pedone, perché altrimenti il cavallo in F6 cade. Così il nero è costretto a riprendere di re, se non vuole perdere subito. Dunque, dopo re per H6, voglio che pensiate di nuovo da bianco. Come continuare la pressione sul re? Qual è l'idea del sacrificio? Prese e scacchi. Non c'è indizio migliore. Ok, il bianco ha una strada molto semplice per continuare a premere sul re, non farlo tornare indietro. Dunque scacco in H3, re G6, unica mossa, dopo re G5 arriverebbe la torre in F5. Dopo re G6 tocca al bianco ancora. Ebbene, qui dovreste notare in dettaglio che il re nero è piuttosto limitato e dovrete ricordarvi le combinazioni di matto. Il re qui può prendere matto sulle colonne G e H. Il pedone in E4 e soprattutto la regina impediscono al re di andare in F5. Dunque, se aggiungo un altro pezzo per attaccarlo in G5, sarà scacco matto. Non ci sono altre combinazioni di matto qui. Certo, si può giocare torre F3, donna F5 e poi torre H3, ma queste sono tre mosse, giusto? Si possono anche fare, in un certo senso, entrambe le cose. Quindi cercate di applicare le vostre combinazioni di matto. Il modo più accurato per dare matto. Bene, la mossa più accurata qui è torre F3, con l'idea di giocare torre G3. Nient'altro. Qual è l'unica mossa del nero? Cercate di trovare l'unica maniera del nero per sopravvivere. L'idea del bianco è torre G3. Come evitarla? Con cavallo H5. Cosa succede ora dopo cavallo H5? Di nuovo turno del bianco. Il cavallo in H5 è ormai compromesso. È completamente devoto, concentrato a evitare la minaccia del bianco. Ok, tratto al bianco nuovamente. Bene, la mossa qui non è uno scacco, non è una presa, ma un semplice chiaro attacco al cavallo in H5, obbligandolo a tornare in F6. E ora il bianco gioca donna H4 e semplicemente torre G5. Una piccola progressione di mosse forzate, torre F3, torre F5 e donna H3, donna H4, che finisce nella stessa combinazione di matto. Bene, le tre cose più importanti da imparare da questa partita, ragazzi. Il cambio dell'alfiere camposcuro favorisce il bianco nello sviluppo, specialmente se è il nero a catturare per primo, perché posso riprendere col pedone e coprire le mie debolezze. Non avrei debolezze nel complesso delle case scure, anzi d'altro canto potrei anche supportare la spinta di 4 in certe posizioni. In questa posizione invece il nero ha potuto cambiare anche gli alfieri campochiaro, ma non è andata bene perché ha solo dato al bianco un maggior controllo del centro quando già aveva vantaggio di spazio sul lato di re. Questo è interessante anche da un punto di vista strategico. Ricordiamo il tipico principio generale che tutti conosciamo. Cosa facciamo se veniamo attaccati su un lato della scacchiera? Beh, colpiamo al centro, giusto? Lo sappiamo bene e funziona quasi sempre. È una procedura standard. Guardate questa posizione.
Il bianco ha un enorme vantaggio di spazio sul lato di re e sta già attaccando le case critiche dell'arrocco G7 e H6. Ha inoltre i raggi X puntati su F7. In pratica toccando tutti i punti dell'arrocco del nero. È chiaro quindi, il bianco attaccherà l'arrocco. Cosa può fare il nero? Non molto per la verità, solo cercare di difendere, perché non può colpire al centro con la classica D5. Bene, da tutto ciò potremmo fare un ragionamento induttivo dal particolare al generale. Se uno dei due giocatori non riesce a giocare D5, non solo nell'italiana, ma in quasi tutte le aperture E4 e 5, così come l'italiana, la spagnola, la scozzese, se uno dei due non può giocare D5, in questo caso il nero, D4 rispettivamente per il bianco, ovviamente, allora avrà una posizione inferiore. Si troverà nei guai perché quello è l'unico modo per avere libertà di gioco. Certo, qui il bianco non ha bisogno di giocare D4, non può farlo ovviamente, ma ha una forte presa sul centro e lo controlla impedendo al nero di attaccare lì. E ho tutto il tempo del mondo per migliorare la mia posizione sul lato di re. Continuo ad aggiungere pezzi e continuo a pressarti. Questa è l'idea qui, è molto diretta. Molto bene, che altro? In generale le prese e gli attacchi con scacco, ragazzi, qualcosa che vi annoierà a sentirvi ripetere, ma è sempre molto importante. Vedrete quanto è utile quando lo applicherete alle vostre partite. Pensare sempre alle mosse forzanti, che sono prese e scacchi, ok? Ok, passiamo alla prossima partita.